Bene, passiamo dalla grappa al latte di latteria di Soligo, grande qualità e soprattutto una ricerca condotta con l'Università di Padova sta dimostrando gli effetti positivi sulla salute di questo alimento. Il latte è un alimento fondamentale per garantire alle persone il giusto apporto non solo di calcio ma soprattutto di iodio. È questo quanto emerso dagli studi sostenuti negli ultimi anni da Regione del Veneto e Università degli Studi di Padova con la fondamentale collaborazione di Latteria Soligo. I risultati sono stati presentati nel convegno Latte, il cibo della salute. Se non arriva una vita non arriva il latte, è un slogan che io uso perché il latte credo che sia qualcosa di una materia prima essenziale. Però a me piace anche parlare di benessere degli animali, dei nostre stalle, dei nostri allevatori, perché tutto parte da lì. L'incontro organizzato dall'Università degli Studi di Padova è stato l'occasione per dimostrare come il latte e i suoi derivati, nello specifico il latte prodotto in Veneto nel contesto di una sana alimentazione, contribuisca in modo determinante al soddisfacimento dei fabbisogni giornalieri di elementi nutrienti fondamentali. L'università apre le porte dei propri laboratori, valorizza delle attività di ricerca, le mette al servizio delle istituzioni, delle imprese, ma al servizio della cittadinanza, per promuovere benessere e per promuovere quindi la salute pubblica. Un risultato quello emerso anche da studi scientifici internazionali destinato a cambiare percezione di un alimento spesso erroneamente demonizzato. Il latte e i derivati del latte come yogurt e formaggi sono stati osservati essere preventivi nei confronti delle malattie cardiovascolari e a volte anche oncologiche nei principali studi epidemiologici sull'argomento svolti a livello mondiale. In pratica la parte di popolazione che assume più latte e mangia più formaggio ha una mortalità inferiore e soprattutto una mortalità inferiore per malattie cardiovascolari. Tuttavia le sperimentazioni continueranno. Prossimamente, dopo l'autunno, andremo a somministrare a delle categorie di consumatori particolarmente sensibili in relazione alla carenza di iodio e quindi al metabolismo della tiroide. Andremo a somministrare appunto il latte della latteria di Soligo, questo in collaborazione con il Dipartimento di Med dell'Università degli Studi di Padova. Andremo quindi a verificare come la somministrazione del latte, quindi un consumo regolare di latte, possa appunto migliorare questo aspetto, quindi la gestione del benessere della salute del consumatore e del benessere della tiroide.